Girotto, c'è un certo Girotto. Chiamali in fretta perché sennò... Girotto, Cozzutto, Rossella e l'Alessandra Conte. Ma c'è anche la Maura. C'è anche la Maura, c'è anche la Francesca. Fuga. Sempre in fuga. Lei. Sempre in fuga. Venite qua per piacere. Venite qua. Francesca Fuga è il presidente del partito, Valore Umano, e quindi fra un po' di tempo questo partito, diciamo fra un mese o due, quando ritorna a settembre, perché adesso non c'è fretta, rimetterà le cose a posto. Io ho detto che nel momento in cui darò dimostrazione di quella carta mi tolgo da segretario generale del COEM e andrò a fare il segretario generale del partito, perché bravo! perché il programma del COEM è il programma di quel partito, ma ho visto che senza chi incarna quel programma difficilmente la gente può dar fiducia a quel partito. Quindi in quel momento, grazie. La voglia insieme a voi, ma partendo da un presupposto serio di far politica, è quella di trovare poi insieme un leader vero, perché io non ho l'età per poter fare la struttura professionale e quant'altro, per poter fare l'uomo di partito, e fare l'uomo di partito costa sacrifici, perché poi devi essere giustamente al servizio di tutti, la famiglia eccetera, vengono in secondo piano, quindi bisogna trovare un giovane, e ce ne sono di giovani capaci. Però fino a quel momento, finché non troveremo la persona adatta a diventare il leader, quel partito mi vedrà presente con lo stesso programma. Questo non vuol dire che io lascerò il COEM, perché sono sempre socio del COEM e nessuno me lo vieta di rimanere nell'associazione, ma giustamente per non avere conflitti di interesse non sarò più il segretario del COEM. A breve, questo lo vedrete quando questa carta si materializza, e ormai vedrete che indipendentemente da quelli che ci stanno o non ci stanno, noi quella carta la materializzeremo. Quindi il mio grazie è un grazie dovuto, oltre che a voi, a tutti questi amici, Giancarlo Cozzutto, Girotto, Francesca, tutti, la Rossella, che hanno lavorato con sacrificio, perché questo è un lavoro da volontari che pesa quando si fa il referente, capitano e PO, anche se sono importantissimi, non fanno questo grande lavoro, ma chi deve correre e girare con i propri mezzi, effettivamente il costo è molto elevato. Allora queste persone che più di qualche volta mi rimproverano di non ascoltarli, di non avere il tempo di stare con loro, sono la vera forza di questa squadra. Hanno abbassato la testa molte volte, non capendo perché dicevo no, non capendo perché dicevo che la parte più importante di questo progetto non è il referente regionale, provinciale, comunale, è la persona ospite e il capitano di un salotto. Quelle sono le persone più importanti, che bisogna saper trattare con una dignità estrema, proprio perché il numero e la qualità di questi salotti sta crescendo di giorno in giorno. Quando trovate qualcuno che sbaglia, capiate che stanno lavorando con una difficoltà estrema, e quindi l'errore è comprensibile. Quando qualcuno sbaglia e gli si dice guarda che stai sbagliando, però è arrivato il momento che, se non vuoi capire, la strada è libera, aperta, che ci dimostri chiunque che uscendo di qua fa qualcosa che diventa migliore di quella che stiamo facendo noi. Perché se qualcuno ci dimostra che c'è qualcosa di migliore, io sono il primo che la segue.
ma ve lo deve dimostrare però, non con le fantasie. Quindi ragazzi, grazie davvero, ve lo dico poche volte, spero che capiate che è un vero grazie. Grazie! Grazie! Vorrei sul palco Gentili, la Svetlana, cavolo! Venite qua voi due! Allora stai lì! Vieni qua! Gli ultimi sono i migliori! Allora, la Paolo se lo merita veramente, grazie a voi! Grazie! Vorrei velocemente lasciare la parola un attimo all'Alessandra Conte, che eccoli, che I nostri ispettori, sì, i nostri ispettori, che ci chiami velocemente qualcuno. Allora, intanto ho visto qualcuno dei CFP dedicati, ho visto Dario Tessarollo, Salute e Benessere, non so se c'è Massimo Ferraretto per le isole Idem, che sono, eccolo qui, quindi venite su sul palco per favore. Ecco, mentre vengono su tutti quelli che ci sono anche come CFP, io vorrei dirvi anche tutti gli altri, che venite. in questo momento quello che ho scritto in quella lavagna, vedete la divisione fra club sociali e club dedicati, in questo momento talvolta si chiede a un CFP dedicato che fa agricoltura piuttosto che scuola, piuttosto che danza, piuttosto che altre cose, di poter funzionare come se fosse una multinazionale. È difficile che ci si possa dar da fare in questi club dedicati più di quello che non si faccia adesso. Un conto sarà quando ci sarà la carta servizi, e un conto è quello che si può fare in questo momento. Già questi CFP coordinati da Alessandra, e non è facile coordinare tutti quelli che sono nati in Italia, stanno dimostrando, magari a voi non arriva, se non qualche caso, ma noi che siamo nel nazionale, arrivano una miriade di iniziative che vengono proposte localmente e che sono davvero quello che diceva il professor Galloni, cioè creare tra di noi un rapporto concreto di economia reale. Quindi grazie anche a questi amici Teresa, che hanno accettato di alzare la mano e dire: io voglio adoperarmi per l'agricoltura, io voglio adoperarmi per la scuola, io voglio adoperarmi per tutto quello che è lo scibile del panorama dell'economia italiana. Quindi grazie davvero, prego Alessandro. Cinzia, la mia coordinatrice di Treviso, Maria Teresa, la mia coordinatrice di Vicenza. Loro sono a vostra disposizione per darvi indicazioni. Abbiamo Ivana Carnel, comparto. Abbiamo Italiani nel mondo, abbiamo la scuola, abbiamo proprietà amica, abbiamo ambiente, abbiamo... Proprietà amica, con quell'architetto lì, proprietà amica, sta facendo delle cose interessantissime, perché a chi purtroppo questo sistema bastardo sta togliendo la casa per una bolletta non pagata, ecco, sta andando a risolvere molti casi che appunto si sono incardinati nel sistema stesso. E quindi ti ringrazio, perché poi vi ritornano le telefonate o i post di questi amici che stiamo aiutando, cercando di risolvere con quello che possiamo dei casi che purtroppo sono troppo numerosi. Ci sono 18 milioni di italiani nei veri problemi, quindi non è facile per noi riuscire a risolverli con la bacchetta magica. Noi in 2 anni, negli ultimi 2 anni, non calcolando questo 2018, in 2 anni abbiamo dato 760 eccetera mila euro di donazioni. Non siamo nati per fare donazioni, però ci siamo comportati come si sarebbe comportato chiunque. E questo, se lo dico in pubblico, deve essere scritto nei verbali,
La Guardia di Finanza che vede i conti e poi è andata a vedere chi prendeva questi soldi, 300, 400, 500, eccetera, sa perfettamente che diciamo il vero. E quindi non siamo nati per fare beneficenza, non ci siamo tirati indietro, ma chi ci ha permesso di fare tutto questo è il vostro euro. Non l'avremmo potuto fare senza. E non solo abbiamo fatto quello che stiamo facendo, praticamente in tutta Italia, anche se accontentiamo pochissime persone, stiamo portando avanti un progetto con quell'euro che ha dimostrato che cosa vuol dire tutto quello che abbiamo portato sui palchi. Da Eco Food Fertility a Combustore e a tutte le altre cose. Hanno ricevuto tutti dei grandi contributi. E questo mi viene in mente di dover citare anche la via di Marco Polo, e domani e nelle altre date di questa avventura della via di Marco Polo per il terzo anno consecutivo. Ci sono degli eventi a Lignano Sabbiadoro che però quest'anno abbiamo deciso di non premere più come abbiamo fatto negli anni scorsi. Non ci è piaciuto come direttivo della via di Marco Polo il diciamo, sentiero che è stato preso da quel grande professionista che è il maestro Moccia con l'associazione Levati Animania, perché non ci è piaciuta la conduzione di questa associazione. Quindi dal prossimo anno in poi la via di Marco Polo farà gli eventi che dovrà fare in maniera diretta, senza più la presenza di nessuno. Avevo detto che sarei stato presente il 15 agosto facendo anche un convegno, ma dopo quello che ci siamo scambiati a livello di email con questi partner abbiamo deciso di non farlo. È giusto che ognuno sia libero di fare la propria parte, ma se vuol fare la propria parte la deve fare da solo, non attingendo alle risorse e ai cuori di quelli che con tanta fatica abbiamo portato sui palchi noi. Chiederei di venire sul palco la nostra referente internazionale Polis, Laura Bono, che l'ho vista, quindi non si nasconda. Gino Piedi, dov'è? Gino Piedi è già qui. Ah, già lì. Bene. CFP No, dedicato perché anche cooperative. Gino Piedi sta facendo delle cose meravigliose con il suo CFP cooperative, davvero meravigliose, come tutti. Vieni su di qua. Abbiamo Nevio per la Via del Cuore e Angela Zema di Verona, che è la regionale, e Nevio la provinciale. Poi chi c'era? Aspetta. Quindi anche Francesco Billotta per la Polis, Laura Bono per la Polis. Chi manca ancora? C'è qualcuno che non ho visto? La Cinzia Carpenè deve venire qui sul palco, che è la nostra coordinatrice per la provincia di Treviso. Francesco, i nostri operatori che sono un po' impegnati per il comparto EOS, e l'altro Francesco per lo snowboard, e non possono venire sul palco, ma salutiamo tutti. Qualcuno, al di là di tutti questi amici nella salute, mi dicevano qui in provincia di Vicenza quanti eventi avete fatto? In 18 mesi abbiamo fatto 15 eventi informativi, serate con dei professionisti che inizino a spiegare in maniera semplice come cominciare a muoversi, ad agire, a comportarsi diversamente per la salute. I primi passi per un'evoluzione personale che porta al mondo migliore. Bene. Ecco, prima finisco e poi non parlo più, dicendo che cosa? Qualcuno mi ha avvicinato entrando e dicendomi: ma c'è qualcosa che faremo per non essere così bastonati da questi signori che ce ne stanno dicendo di tutti i colori? Premesso che ho detto quello che ho detto prima, che ci sono serviti moltissimo,
ma ognuno deve avere la propria responsabilità. Il 4 settembre, nel Tribunale di Conciliazione di Treviso, i soggetti che hanno permesso a questi signori di scrivere trincerandosi dietro dei nomignoli imprendibili dovranno venire a negoziare una nostra proposta. Ma non li abbiamo invitati noi, li ha invitati il Tribunale. Quindi le nostre difese sono prese da un avvocato che è il professor e avvocato Pierpaolo Rivello, a capo di una organizzazione di avvocati che si chiama Avvocati in Prima Fila, potete trovarlo su internet, Avvocati in Prima Fila, con molti avvocati al suo interno, ma che hanno l'obiettivo di fare un avvocato in ogni comune d'Italia, in modo tale che le nostre istanze siano poi tutelate dalle persone che sono vicine al nostro progetto. Ecco, il professor Pierpaolo Rivello non è un avvocato qualsiasi o un giurista qualsiasi. È stato fino a 3 mesi fa, finché non è andato in pensione, il presidente, il procuratore capo della Corte di Cassazione militare. C'è una sola Corte di Cassazione in Italia nell'ambito militare e lui la presiedeva. Oggi, da avvocato, è giovanissimo, ha 61 anni, da avvocato, giurista, grande avvocato e giurista, ha accettato di difendere noi del Cohen. Ci è stato presentato circa 2 anni fa, per 1 anno ha mandato i suoi avvocati in giro per l'Italia nei salotti con un nome fittizio. Ha potuto constatare che in tutti i salotti dove ha mandato questi avvocati c'erano persone come voi, meravigliose, umili ma fortemente motivate a cambiare il paradigma che c'è. E c'è stato un momento, dopo qualche anno, che ci è venuto vicino e ha detto: va bene, io sono con voi, sarò con voi fino a che vorrete avere la mia presenza e la mia difesa. Ecco, con lui andremo il 4 settembre a far pagare a chiunque deve pagare per averci calunniato e quant'altro, perché siamo buoni ma non stupidi. Sì, allora posso adesso? Bene, i provinciali di Vicenza dove sono? Dove sono? Non ci sono più! Alla miseria, non ci sono più! Allora, per concludere, vieni qua davanti lì. Allora, per concludere, il giorno 15 di settembre c'è un evento che qualcuno sta portando avanti, cioè tutti noi, e la Carniel, alzi la mano, chi è la Carniel? Eccola qui, è l'internazionale dell'ambiente, no, perché lei, siccome la scherzo sempre, ha paura che dica qualche parolina, e ci troviamo tutti nella miglior villa, beh, no, non è la migliore, ma insomma è una delle migliori ville di Asolo, ok? E lì ci sarà veramente da divertirsi, perché i giorni passano piano piano, lenti, ma il progetto si sta avvicinando. Quello è il progetto che noi vogliamo, ma il progetto è già in essere. È la famosa carta quid che arriverà. Sicuramente, Maurizio, non dico di più, mi fermo, non guarda Mavardi, non dico niente. Non dico più niente.
Oh, mi hai guardato male, eh? Sì, ho finito, bene. Sì, vai. Bene ragazzi, grazie. Come referente provinciale di Vicenza voglio ringraziare le altre province che sono venuti qua. Abbiamo la Sofia Verotto per Venezia, la Fiorella per Verona e dopo non vorrei dimenticare qualcun altro, Fabrizio Bassanesi, scusa, Fabrizio di Rovigo, Mirko di Padova, ce ne sono tanti, però adesso non mi ricordo più, scusate. Vabbè, grazie ancora. Anche Varese, dov'è Varese? Dov'è Varese? Eccolo qua Varese. Ciao ragazzi, grazie per la strada che avete fatto, veramente tanta. Nicola Olimpio, anche lui e tutti i Carmen. Grazie ancora, buon rientro a casa e ci vedremo molto presto. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie. Ciao a tutti!